Ciao, sono Davide Toneatti e sono pronto per i mondiali che si terranno il 29 gennaio a Fayetteville. Il ciclocross è uno sport che si pratica principalmente di autunno e inverno e nella mia vita è entrato più o meno quando avevo 15 anni e iniziai a cimentarmi proprio in questo parco con le prime gare di ciclocross quando ancora frequentavo le medie e da lì non l'ho più abbandonato. Quest'anno sono riuscito a diventare campione italiano nella categoria Under 23 proprio una settimana e mezza fa a Variano. Era la gara di casa organizzata in Friuli, a veramente poco da casa mia, ma soprattutto era anche la gara organizzata dalla mia squadra. Il venerdì la mia squadra è riuscita a conquistare il titolo italiano nella staffetta e poi io la domenica sono riuscito a conquistare appunto il titolo tra gli Under 23 in una gara molto combattuta. Si è decisa proprio alla fine dell'ultimo giro dove sono riuscito a spuntarla. Il ciclocross è una disciplina molto varia, diciamo, e non è mai banale e ogni volta trovi un percorso diverso, con caratteristiche diverse e devi essere tu bravo ad interpretarlo nel miglior modo possibile. La cosa appunto bella del ciclocross è che devi essere proprio completo, ma non solo nel pedalare in bici, anche per esempio nel correre a piedi, nell'essere bravo a fare le rampe a piedi, poi anche nella guida, sai, nel fango devi essere veramente bravo a riuscire a guidare la bici, a prendere le giuste traiettorie ed è un attimo a cadere, a perdere secondi. Io mi ispiro a tre grandi ciclocrossisti che sono un po' quelli che dominano, che sono Van Aert, Van der Poel e Pidcock e loro veramente sono proprio di un altro livello se li compariamo con gli altri e è veramente impressionante vederli, anche quando ne ho l'opportunità di vederli correre all'estero o a volte ho avuto anche l'opportunità di correre con loro. E quando non mi alleno studio e frequento ingegneria gestionale a Udine e sì, appunto è abbastanza impegnativo portare avanti entrambe le cose. Ci sto provando con i miei tempi ovviamente e spero di riuscire a continuare su entrambi i fronti. Io mi alleno 6 giorni su 7, diciamo, e il giorno di recupero c'è sempre in una settimana perché comunque il fisico ne ha bisogno. Capita a volte che ci siano 2 allenamenti in un giorno, come per esempio la palestra e la bici o la corsa a piedi e la palestra. L'alimentazione anche va curata molto bene, anche soprattutto d'inverno dove si consuma di più. Però bisogna comunque stare attenti a non mettere su troppo grasso. Adesso in inverno diciamo che le mie distanze sulla bici sono un po' più ridotte rispetto all'estate. Io tendo ad allenarmi nella zona di Fagagna, Cornino, Gemona, Trasaghis. Mentre d'estate tendo ad arrivare anche in Carnia, sulle salite. Appunto lì sono dei posti veramente belli che io devo ancora scoprire bene. Faccio affidamento anche a volte su Daniele, che lui conosce veramente tanti posti e ogni tanto mi porta a scoprire nuove salite, nuovi posti che veramente meritano. Partecipare ai mondiali, diciamo, è sempre il culmine della stagione, l'evento più importante, se vogliamo, che si tiene proprio al termine della stagione di ciclocross. È da junior che partecipo quasi a tutti i mondiali che si tengono di ciclocross. L'anno scorso non sono stato convocato perché non ho avuto una grande stagione. Quest'anno sono partito bene, con la stagione ci tenevo a fare molto bene, i risultati si sono visti e avere l'occasione di partecipare a un mondiale che si terrà anche in un altro continente è davvero una cosa speciale per me. Mi aspetto intanto di fare una buona prestazione a livello personale. Ci sono un 3-4 ragazzi della mia categoria che vanno molto forte e appunto si giocano anche le gare con gli elite a volte. Diciamo che tra i 5 e i 10 potrebbe essere un buon obiettivo. Il 28 gennaio parteciperò con la nazionale alla staffetta. Appunto si correrà in 6, uno per categoria e sarà un giro a testa,
una disciplina nuova nel ciclocross perché sarà il primo anno che faranno questo formato, mentre il 29 gennaio, ovvero sabato, parteciperò alla gara Under 23 dove appunto si correrà individualmente. Primo grazie penso debba andare per obbligo alla mia famiglia che comunque mi ha permesso di cimentarmi in questo bellissimo sport e mi ha sempre supportato anche nei momenti difficili in cui magari da piccolo volevo mollare perché i risultati non arrivavano, faticavo sempre e prendevo bastonate dagli altri. Comunque loro sono sempre stati lì a dirmi di insistere e li devo ringraziare per questo. Poi sicuramente i risultati di quest'anno sono anche grazie alla squadra, al mio preparatore, all'Anolivo e a tutte le persone che mi circondano. Il mio sogno è quello di riuscire a fare di questa passione il mio lavoro per un po' d'anni almeno e poi per il futuro si vedrà, magari anche rimanere nell'ambiente, magari come direttore sportivo o tutto quello che riguarda la bici, diciamo.